Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, istituto Barbarigo, scuola per crescere. Allora, sono Ilaria Rasero della quarta liceo scientifico del Barbarigo. Abbiamo partecipato a questo evento che prevedeva di presentare al punto dei progetti riguardanti l'energia e le energie sostenibili e l'acqua. Allora, con la nostra classe, partecipante ad uno scambio culturale, il liceo classico ha partecipato a uno scambio con la Norvegia, il liceo scientifico con l'Olanda. Abbiamo esposto i nostri mosaici appunto con come tema l'acqua, perché abbiamo rappresentato, grazie anche alla mosaicista Erika Bonini, abbiamo realizzato dei mosaici con a tema un'anfora da cui usciva dell'acqua, appunto perché l'acqua è una delle principali risorse energetiche del mondo. E abbiamo realizzato questi mosaici insieme ai nostri compagni olandesi e norvegesi e li abbiamo presentati e abbiamo anche vinto il terzo premio oggi, oggi c'è stata la premiazione allo spazio Biosfera qui in centro a Padova. L'importante secondo me è stata la motivazione che è l'elemento che ha mosso, è stato l'elemento trainante per tutto il progetto. La motivazione del premio è proprio l'internazionalità del progetto, dove i ragazzi hanno dovuto parlare in inglese con i loro compagni olandesi e norvegesi, e il soggetto l'acqua, appunto come diceva Ilaria, l'acqua che è l'elemento da sempre, l'elemento vitale. Poi noi abbiamo utilizzato il mosaico romano come punto di partenza, punto di base per il progetto. Il progetto è realizzato con qualche difficoltà da parte mia e anche da parte loro per la terminologia tecnica in lingua inglese che abbiamo dovuto utilizzare con i ragazzi stranieri, insomma norvegesi, tutto collegato all'interno del progetto Comenius e del Barbarigo come Elos. Il fatto di poter collaborare con ragazzi che comunque vengono da un altro stato, e comunque è stato molto divertente perché abbiamo insegnato loro insomma una nuova tecnica di pittura, insomma qualcosa che fa parte della nostra cultura e che magari loro non conoscono. E da questo punto di vista è stato molto bello, emozionante. È stato interessante, come diceva il professor Pilevic, l'uso della terminologia per il mosaico. È stato abbastanza difficile e complicato all'inizio, poi magari ci siamo appunto un po' abilitati nell'uso di questa terminologia. È stato molto divertente anche fare insieme questi mosaici, proprio perché si notava anche di più la diversità culturale anche tra le persone, appunto. E dopo aver esaminato la cultura che avevano nei loro paesi, perché ci hanno mostrato diversi musei e le opere d'arte tipiche dei loro paesi, noi gli abbiamo mostrato le nostre, come quella del mosaico che decora molte chiese e palazzi. L'elemento divertente è stato come loro si sono sporcati anche le mani. E Giulia aveva addirittura un grembiule da casa, arancione, abbiamo anche delle foto. Sì. È stato interessante, sì, anche perché loro non erano abituati a questo tipo di arte, appunto, che è molto diffusa qua in Italia. È stato divertente anche la loro manualità, appunto, vedere come riuscivano ad abituarsi a questo tipo di nuova arte.